Buongiorno, sono Nicoletta. Io sono Misia E siamo qua in questa giornata particolare con i rappresentanti dell'ITS che hanno presentato un po' i loro istituti e intervisteremo i rappresentanti dell'ITS e anche alcuni studenti che stanno ancora frequentando e che hanno già finito. Siamo oggi con la rappresentante dell'ITS di Padova, Molari Paola, e volemmo farle alcune domande inerenti appunto all'ITS. Prima domanda, se è necessario avere un diploma per frequentare i corsi? Certamente basta il diploma di scuola superiore, qualsiasi scuola superiore, e tanta buona volontà. Che costo c'è e quali contributi ci sono, abbiamo bisogno di avere? Ok, allora per il corso di Padova e tutto l'agroalimentare veneto il costo è 400 euro l'anno. E però questi 400 euro l'anno possono essere rimborsati tramite delle borse di studio che vengono erogate dalla Camera di Commercio di Padova e anche dalla Fondazione, in questo caso per merito alla fine del secondo anno. Oltre agli stage ci sarebbe possibilità di avere un sbocco lavorativo direttamente appena finita la scuola? Sì, certamente per alcuni ragazzi infatti il lavoro è stato quello nell'azienda in cui hanno fatto lo stage e comunque arricchite il vostro curriculum e vi fate conoscere nel mondo dell'agroalimentare, quindi insomma è sicuramente più facile trovare lavoro. L'80% dei ragazzi trovano lavoro entro un anno nel settore. Questi incontri di orientamento sono sempre molto importanti per i nostri ragazzi. Per il secondo anno consecutivo abbiamo avuto il piacere di ospitare gli ITS del settore turismo e del settore agroalimentare e quest'anno, grazie anche alla collaborazione con la Camera di Commercio e la CNA, abbiamo coinvolto ben 15 classi della nostra scuola. Perché partire dagli ITS come attività di orientamento? Perché crediamo che molti dei nostri studenti non li conoscono ancora, ma che possono rappresentare un'opportunità di formazione di alto livello in quei settori che sono legati al nostro istituto, quindi il turismo e il settore agroalimentare, ma che sono anche settori trainanti della nostra regione e della nostra economia. Siamo molto contenti anche della partecipazione dei nostri ex studenti attualmente iscritti o che hanno finito da poco gli ITS invitati durante questa giornata, perché è una testimonianza vera e propria per i nostri attuali studenti di quello che siamo riusciti a fare come istituto alberghiero per portarli verso una carriera, un percorso futuro e, come dicevo all'inizio, la testimonianza effettiva di quasi coetanei con gli attuali studenti è molto importante per essere sicuri di quello che vorranno fare finita la scuola superiore. Siamo qua con Monica e Matteo che ci parleranno un po' della loro esperienza con l'ITS agroalimentare. Questo corso come vi ha aiutato poi con il vostro futuro? Diciamo che mi ha dato più esperienza e più formazione e quindi è stata molto positiva. Ci ha aiutato sicuramente a inserirci nel mondo del lavoro, nel mondo degli adulti appunto, e dandoci la possibilità di avere un'ampia scelta per quanto riguarda appunto i lavori, i tirocini, riguardo tutta la filiera agroalimentare direttamente dal campo alla tavola, oppure la promozione dei prodotti, la logistica. Quanto vi è stato utile frequentare l'Istituto Cipriani per poi frequentare l'ITS? Molto utile, in quanto essendo appassionato comunque del cibo e della materia prima mi ha dato la possibilità appunto di ampliare le mie conoscenze e di mettere proprio le mani in pasta per quello che noi ora alla fine mangiamo e consumiamo. Anche per me è stato molto utile perché mi ha fatto capire ovviamente cosa mi piace, quindi dove andare. Ho scelto appunto l'ITS agroalimentare perché mi piace l'alimentazione e tutto quello che c'è dietro, quindi vinificazione, cereali, latte derivati eccetera eccetera, e quindi era quello su cui volevo fare la mia carriera, ecco.